Si infiamma la polemica sul nucleare dopo l'apertura di Fedriga, il PD attacca, fuga in avanti del Presidente, la replica non sanno di cosa parlo, le nuove tecnologie sono sicure. I ministeri confermano la cabinovia non può essere finanziata in ambito PNRR, così il comitato Novo Via, replica il comune, ostacoli superati, non ci sono danni ambientali. E intanto il TAR dà il via libera al progetto sul piano della legittimità, respingendo i primi ricorsi contro la linea Mare Carso. 60enne ucraino arrestato dalla polizia locale di Trieste. L'uomo trasportava una famiglia curda senza documenti validi. 4 giorni di traffico intenso sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia, pesano Corpus Domini e i grandi concerti a Trieste e Bibione. Si sono conclusi i lavori al bastione fiorito del castello di Gorizia, poi si procederà con l'intervento nell'area del piazzale delle milizie. La Triestina ha deciso di non rinnovare il contratto di mister Roberto Bordin per la guida della prossima stagione, si avvicina il nome di Michele Santoni. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Si infiamma la polemica sul nucleare dopo l'apertura di Fedriga, centrali di nuova generazione sul nostro territorio regionale. Il Partito Democratico attacca, fuga in avanti del Presidente, la replica, le nuove tecnologie sono sicure. Vediamo il servizio. Sì, io devo dire sono esterrefatto e devo dire anche deluso dalle opposizioni. Perché quando uno parla di centrale a fusione, che c'è una sperimentazione, e non è l'unica, a Boston, dalla spin-off dell'MIT, e abbiamo l'opposizione che si diverte a fare polemica non sapendo neanche di cosa si stia parlando, confondendo la fusione con la fissione, che sono due cose totalmente diverse. Si infiamma il dibattito in regione sul nucleare dopo l'apertura comunicata ieri dal Presidente Fedriga a centrali di ultima generazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Una dichiarazione che non è piaciuta alla segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, che si è detta sconcertata dalla fuga in avanti di Fedriga, quasi disponesse del territorio regionale a suo arbitrio, citando tra l'altro un componente della maggioranza, il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, già 2 anni fa contrario all'ipotesi per molteplici criticità legate alle attuali tecnologie nucleari. Lo stesso oggi, disponibile a parlarne in maggioranza, chiarisce: sono contrario a un nucleare di vecchia generazione. Quanto a Fedriga ribatte contrattaccando. Le centrali a fusione sono centrali che non producono scorie, che non hanno reazione a catena e che sono sicure al 100%. Comunica all'opposizione che quando si parla di nucleare non è tutto la stessa cosa. Se facesse un approfondimento forse farebbero un po' più bella figura e sicuramente un miglior servizio ai cittadini. E alla proposta del PD di incentivare piuttosto l'uso delle energie rinnovabili, Fedriga replica. Se dopo l'opposizione, come ho detto oggi, vuole riempire di pannelli fotovoltaici ogni fetta di territorio di questa regione, anche tutta la parte agricola, tutta la parte, ce lo dica, ma non è che può fare polemica su una cosa che non conosce. Quindi prima di fare polemica è utile informarsi, perché altrimenti si fa un danno non a me che rispondo, ma alla popolazione, perché si fa un danno confondendo la centrale a fusione e fissione, sono due cose totalmente diverse. Passiamo ad un altro tema. Il comitato Novo Via oggi ha parlato della non finanziabilità del progetto indicata dal Ministero, poiché andrebbe a impattare sul sito comunitario Natura 2000. Rappresenta la pietra tombale per l'opera, dicono appunto dal comitato, che ha spiegato oggi i dettagli della vicenda. Allora vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Sia dal Ministero dell'Ambiente sia dal Ministero delle Finanze confermano che le opere che presentano una valutazione di incidenza al secondo livello negativa non possono usufruire dei finanziamenti del PNRR e non si possono fare nemmeno le compensazioni. Quella riportata questa mattina dal Comitato Novo Via potrebbe essere la pietra tombale per interrompere il percorso della realizzazione della cabinovia. O perlomeno questo è quanto si augura il Comitato e i numerosi cittadini contrari all'opera, i quali oggi hanno sottolineato con forza la risposta fornita dai 2 ministeri e che riguarda l'impossibilità di utilizzo di fondi PNRR per realizzare opere in zone dove è stata valutata
negativamente l'incidenza della presenza di un impianto di quel tipo. Abbiamo provveduto nel procedimento che sta portando avanti la Regione per la Vinca di terzo livello, mandare 10 relazioni tecniche per controdedurre alle assurdità che sono scritte nelle relazioni presentate dal Comune. Il parere era stato espresso nell'autunno dello scorso anno dalla Regione. La Vinca di secondo livello aveva confermato un impatto ambientale che, con l'infrastruttura, determinerebbe la perdita di habitat di specie di interesse comunitario. Dal Comitato, a ogni modo, c'è la consapevolezza che, nonostante a loro avviso ormai gli elementi debbano portare un dietrofront, da parte del Comune ci sarà una risposta che permetterà loro di trovare la procedura per proseguire con il progetto. Siamo curiosi di vedere adesso che escamotage, visto che andiamo avanti ormai da 4 anni, dove ogni giorno si inventano misure per superare le disposizioni di legge, per cui noi continuiamo a affermare che questo progetto è illegittimo, impattante, inutile, insostenibile e insicuro. Abbiamo avuto l'ennesima riprova. Ma è arrivata nelle ultime ore anche la risposta da parte del Comune e della Regione, che avrebbe approvato una delibera che darebbe appunto il via libera alla cabinovia, e lo stesso ha fatto il TAR respingendo 2 ricorsi. Ma vediamo tutto nel servizio di Gianluca Paladini. La Giunta regionale ha approvato una delibera di carattere tecnico secondo la quale si esclude un impatto ambientale significativo della cabinovia. È quanto emerso dalla Regione nelle ultime ore. Un tassello in più che va ad aggiungersi alla risposta che il Comune di Trieste ha dato oggi al Comitato Nuovo Via, il quale aveva dichiarato la non fattibilità del progetto sulla base delle prescrizioni dei Ministeri di Ambiente e Finanze. Il Comune di Trieste precisa che il progetto della cabinovia è regolarmente finanziato con decreto dal Ministero e l'Europa ha inserito il progetto nel piano PNRR Italia. La nota del Comune spiega che al terzo livello Vinca uno studio affidato all'Università di Udine ha dimostrato che la coerenza della rete Natura 2000 viene garantita e che non vi è un danno significativo, anzi con le compensazioni previste si ha un miglioramento della situazione ambientale. Pertanto il progetto potrà essere portato a compimento. Inoltre, come informa sempre il Comune, è arrivato il via libera sul piano della legittimità al progetto da parte del TAR del Friuli Venezia Giulia, che oggi ha depositato 2 sentenze in merito ad alcuni ricorsi presentati. Il TAR, aggiunge il Comune, ha anche ribadito il parere non negativo della soprintendenza, affermando che la tesi dei ricorrenti non trova riscontro nel dato normativo. Respinte anche tutte le argomentazioni dei ricorrenti relative al rapporto ambientale, alla valutazione di incidenza, all'inadeguatezza delle complessive valutazioni sul traffico. Passiamo alla cronaca. Un passeggero ucraino 60enne è stato arrestato dalla polizia locale. L'uomo, che conduceva un veicolo con targa polacca, trasportava una famiglia curda senza documenti validi. Vediamo. Salgono a 4 gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina effettuati dalla polizia locale di Trieste negli ultimi 10 giorni. Venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, il nucleo di polizia giudiziaria, dopo un breve pedinamento, ha intercettato sull'altipiano un veicolo con targa polacca, probabilmente proveniente dalla Slovenia, che trasportava una famiglia di etnia curda senza documenti validi, genitori con 3 figli, di cui 2 minorenni. Gli operatori hanno fermato il veicolo polacco in condizioni di sicurezza e senza creare pericolo, nonostante i numerosi passanti presenti. Il presunto passer è stato immediatamente arrestato. Si tratta di un ucraino 60enne e condotto alla casa circondariale di via Coroneo su disposizione del pubblico ministero di turno, la dottoressa Riolino. La famiglia curda era in buone condizioni. Dopo l'identificazione ha presentato richiesta di protezione internazionale. Grazie al GPS del proprietario, la polizia ha rintracciato uno scooter rubato e contestualmente ha rinvenuto altri 2 motoveicoli sempre oggetto di furto. Vediamo. Nella notte del 22 maggio scorso la Polizia di Stato ha rinvenuto 3 motoveicoli risultati poi essere stati oggetti di furto. Erano le 3 del mattino quando alla squadra volante della questura arriva la segnalazione del furto di un motoveicolo, un Piaggio Beverly, avvenuto in via San Cilino. Lo stesso proprietario del veicolo, con l'applicazione sul proprio smartphone e grazie al localizzatore GPS, fornisce agli agenti gli spostamenti del mezzo, localizzandolo in movimento tra viale 20 settembre, largo
Barriera, via dell'Istria e definitivamente in Piazzale delle Puglie, via Dalviano. Il rapido intervento degli equipaggi rintraccia il motoveicolo segnalato, parcheggiato nel piazzale con segni di forzatura sul congegno di avviamento e privo di bloccasterzo. Gli agenti effettuano un controllo dei veicoli parcheggiati nel piazzale, rintracciando così un altro Piaggio Beverly e un Honda SH con segni di forzatura sul congegno di avviamento. Veicoli risultati essere stati rubati rispettivamente da via dei Piccardi e via Commerciale. I 3 veicoli sono stati riconsegnati ai proprietari. Traffico autostradale in aumento nei prossimi giorni anche a causa dei grandi concerti a Bibione e Trieste. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Il Corpus Domini segna l'inizio di un nuovo ponte di festività che richiamerà sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di vacanzieri dall'Austria e dalla Germania. Quest'anno coinciderà con eventi di forte richiamo come i concerti di Vasco Rossi a Bibione e di ultimo a Trieste, entrambi in programma nella serata di domenica 2 giugno. Saranno quindi 4 giorni di traffico sostenuto e a tratti molto intenso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. A partire da domani, giovedì 30 maggio, al mattino si segnala bollino giallo in entrambe le direttrici della A4 e bollino rosso con possibili code e rallentamenti sulla A23 nel tratto tra Udine Sud e Nodo di Palmanova per l'arrivo dei turisti stranieri diretti verso le località balneari. Nel pomeriggio sono previsti flussi sostenuti anche sulla A28 in direzione Portogruaro. Venerdì 31 maggio, dopo una mattinata in cui non dovrebbero verificarsi particolari criticità, il traffico potrebbe tornare nuovamente ad aumentare sulla A4 in entrambe le direzioni, con possibili formazioni di code e rallentamenti in uscita alla barriera dell'Isert, anche per il rientro verso l'est Europa dei vettori commerciali. Sabato 1 giugno, data in cui si terrà a Bibione il sound check del concerto di Vasco Rossi, ancora bollino giallo sulla A4, in particolare nel corso della serata, con possibili code e rallentamenti agli svincoli di Lattisana e di Portogruaro, mentre domenica 2 giugno, condizioni meteo permettendo, sarà caratterizzata da un mix di arrivi verso le località di mare e quelle interessate dai concerti e rientri, con bollino giallo presente per tutta la giornata fino a tarda serata. Inoltre, la concessionaria autostradale ricorda che per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana, di competenza di FVG Strade, resta chiuso in entrata e in uscita lo svincolo in direzione Venezia. E per i prossimi giorni sono anche previsti temporali forti e piogge abbondanti in arrivo a Trieste e in tutta la regione. Diramata l'allerta meteo gialla, valida da domani pomeriggio fino alla fine della giornata di venerdì. Tempo e miglioramento nel fine settimana. Vediamo. L'instabilità continua a frenare l'arrivo del caldo estivo. Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. In arrivo nelle prossime ore forti temporali con piogge intense. L'avviso sarà in vigore dalle 15 di domani e per l'intera giornata di venerdì. Una depressione atlantica che si sta avvicinando all'Italia interesserà tutta la regione e farà affluire correnti d'aria umide e instabili. Lo scirocco che soffierà sull'Alto Adriatico contribuirà ad alimentare tale instabilità. Da domani pomeriggio probabili temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia con piogge localmente intense specialmente fra la pianura e la costa e poi venerdì in particolare in pianura. I temporali anche forti avranno carattere intermittente con possibilità di schierite. Sulla costa da giovedì pomeriggio soffierà scirocco moderato. Il verificarsi di questi eventi, ricorda la Protezione Civile in una nota, può comportare situazioni di crisi della rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problemi connessi ai possibili colpi di vento durante i temporali. L'instabilità andrà via via calando da venerdì sera. Andiamo ora all'avvicinamento alle elezioni europee. La lista Libertà e il Fronte per l'indipendenza del TLT hanno ribadito nei giorni scorsi la vicinanza reciproca rispetto alle battaglie che intendono proseguire sia su contesti internazionali che locali, quindi anche relativamente alle elezioni, alle prossime elezioni comunali. Vediamo. La lista Libertà e il Fronte per l'indipendenza del territorio libero di Trieste hanno consolidato il proprio rapporto e manifestato vicinanza reciproca in vista delle competizioni elettorali dell'8 e 9 giugno. Ugo Rossi, che a Trieste rappresenta Insieme Liberi ed è candidato proprio con Libertà, è da tempo che sostiene la causa del territorio libero di Trieste, guardando l'autodeterminazione del territorio giuliano e all'allontanamento dall'influenza delle politiche di questa Unione Europea. La vicinanza tra Libertà e Fronte per l'indipendenza del TLT è stata ribadita nei giorni scorsi alla presenza del leader storico
storico indipendentista Giorgio Marchesi e di Vito Potenza, quest'ultimo non candidato ma vicino alle istanze rappresentate dai soggetti coinvolti. La questione del territorio libero di Trieste l'ho sempre portata avanti in questi anni, è una questione di diritto internazionale, di giustizia, di libertà e soprattutto nel momento in cui in Europa soffrono i venti di guerra, il Trattato di pace di Trieste potrebbe invece portare la pace in tutto il mondo. Io ci credo, sono convinto, queste elezioni europee per qualcuno saranno una costituente per gli Stati Uniti d'Europa, per l'esercito comune, invece il mio appello che lancio è quello invece di trasformarlo in un'elezione di più anti-europeisti convinti possibile per poter fermare questa deriva autoritaria dell'Unione Europea e per fermare questi venti di guerra e magari portare la pace, proprio la discussione della pace mondiale qua a Trieste e finalmente rispettare questo trattato internazionale che viene applicato dalla politica locale a intermittenza in base alla convenienza. L'Università di Trieste oggi ha reso omaggio in aula magna a Maurizio Fermeglia, il rettore emerito, scomparso qualche mese fa, è stato ricordato nelle sue numerose sfaccettature. Umberto Bosazzi. Maurizio era una persona estremamente semplice e quindi questo ha fatto sì che fosse amato da tanta gente proprio per questa sua attitudine, per trattare tutti in maniera ugualitaria, essere cordiale, avere la capacità di ascolto, diciamo dal primo ministro fino al semplice cittadino, ed è stato anche sempre un punto di riferimento costante e aperto all'ascolto e all'aiuto. Così la professoressa Sabrina Pric Loggi ha ricordato il marito Maurizio Fermeglia, già rettore dell'università, scomparso improvvisamente qualche mese fa. La figura di Fermeglia è stata raccontata questo pomeriggio nell'aula magna dell'Ateneo Triestino nel corso di un'informale ma intensa cerimonia che ha visto gli interventi di colleghi e amici, impegnati tutti nel tratteggiare le 1000 sfaccettature di un docente, in fin dei conti di uno scienziato che però non nascondeva le proprie passioni extra-accademiche, quella per i Pink Floyd ad esempio, ma soprattutto quella per la montagna, e proprio da quel mondo arrivano i primi tangibili segni di amore e rispetto verso un'ombra verticale che di quelle passioni ha vissuto sino in ultimo. Abbiamo realizzato una via d'arrampicata proprio in Val Rosandra, lì della quarta galleria, e appunto c'è questo bel pilastro bianco e l'abbiamo dedicato a Maurizio intitolandolo il pilastro del rettore. E in seconda battuta adesso stiamo studiando lo sviluppo appunto di creare un sentiero per dedicarlo. Dovremo un attimo valutare il percorso per creare un qualcosa che lo ricordi degnamente e che questo sentiero abbia un suo spirito e una sua estetica. Anche l'omaggio del mondo accademico ha inteso salutare la versatilità di un insegnante, di un maestro che nei colleghi e negli studenti e in fin dei conti in tutti noi ha saputo guadagnarsi quell'affetto importante che ha sostenuto la famiglia nel momento certamente più doloroso. Che ci ha sorpreso fino a un certo punto, immaginavamo una grande onda di commozione. Questa è stata ancora più grande di quanto forse ci aspettavamo noi, ma ci ha riempito veramente di piacere e soprattutto, ripeto, so che lui ha sentito quest'onda arrivare fino a dov'è adesso, che non so dove sia, ma sarà arrivata anche a lui e gli avrà fatto veramente, veramente piacere. Altre notizie e servizi dopo una breve pausa pubblicitaria, fra poco. È stata inaugurata oggi a Monfalcone la stagione balneare a Marina Iulia con la spiaggia riqualificata dopo le mareggiate d'autunno e venerdì si inaugura la piazza del punto più a nord del Mediterraneo. Vediamo. Monfalcone punta ad affermarsi come punto più a nord del Mediterraneo, proponendo un'estate ricca di eventi e iniziative per cittadini e turisti. Venerdì sarà inaugurata la nuova piazza sul canale Valentinis, che diventerà approdo per il nuovo collegamento marittimo con Trieste. Oggi l'ultimo sopralluogo tecnico del sindaco Cisint col presidente della regione Fedriga. Questo intervento che vale 5.200.000 euro, grazie anche al gioco di squadra, non solo con la regione ma anche con il consorzio
consorzio sviluppo economico, con tutte le imprese, con la Capitaneria di Porto che è un partner fondamentale, siamo riusciti anche a rigarantirci la possibilità del trasporto marittimo che mancava da più di 40 anni. È una realtà bellissima, una piazza sul mare. La nuova stagione balneare è stata poi inaugurata dal sindaco a Marina Iulia, dove la spiaggia si presenta riqualificata dopo le mareggiate autunnali. Rinnovata la scalinata d'accesso, l'area giochi per bambini attrezzata e senza barriere architettoniche, nuovi campi per il beach volley, attrezzature ginniche e un'area sportiva che sarà illuminata e fruibile anche di sera. Ultimati i primi 50 metri del nuovo pontile che sarà completato per la prossima estate e sarà dotato di un punto di ristoro. Tutti i lavori che rientrano nel più ampio piano di opere del valore di circa 3,5 milioni di euro di fondi regionali. Tante le iniziative in programma per l'estate tra eventi culturali, sportivi e di svago. È un litorale che conduce quasi 15.000 persone ogni fine settimana, le attività sono assolutamente fondamentali e quest'anno i turisti che verranno a trovarci, piuttosto che anche le persone di tutto il territorio, troveranno delle grandi novità, con una camminata che permette ovviamente anche alle persone che vogliono approssimarsi al mare e che accompagnano persone disabili o anziane di poter arrivare fino all'accesso in acqua, e questo è fondamentale, ma tutti gli eventi per noi sono fondamentali, li faremo quest'anno il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica in collaborazione con i concessionari del posto, e quindi ci saranno attività di tutti i tipi, da ludiche a musicali, ci sarà geografia estate, ci saranno molti concerti, insomma una grandissima estate a Marina Iulia e in tutto il litorale monfalconese. Da Monfalcone a Gorizia, dove si sono conclusi i lavori al bastione fiorito del castello, poi si procederà con l'intervento nell'area del piazzale delle milizie. Vediamo. La riqualificazione del castello di Gorizia e del suo borgo compie un importante passo avanti con l'ultimazione dei lavori in bastione fiorito. Il cuore del centro storico cittadino recupera così uno dei suoi punti più suggestivi, da cui si possono ammirare panorami mozzafiato della città e del suo circondario. Oggi lo si vede così, ma dobbiamo pensarlo con i tavolini, con le sedie, con l'illuminazione, con la vegetazione, con un punto di somministrazione piccolo di cibo e bevande. I goriziani rammentano che nel periodo estivo qui trovavano sempre ventilato, una temperatura sempre gradevole, davvero un luogo che difficilmente si riesce a trovare nelle altre regioni. Un luogo stupendo che aumenta sempre di più la capacità attrattiva, l'appeal della nostra città. Il sito dunque riconquista la sua eleganza e potrà regalare ai cittadini e ai turisti momenti di relax e una vista unica. A seguire inizieranno i lavori sul piazzale delle milizie che saranno gestiti dall'ente di decentramento regionale come stazione appaltante e vedranno la realizzazione di una struttura polifunzionale che implementerà ulteriormente i vantaggi di questo luogo in termini di fruizione. L'obiettivo è aumentare l'offerta turistica del maniero creando spazi adatti ad ospitare durante tutto il corso dell'anno eventi culturali e di intrattenimento. La Triestina, e siamo allo sport, ha deciso di non rinnovare il contratto di mister Roberto Bordin. Oggi il club ha diramato una nota che ufficializza l'intenzione di guardare altrove per la guida tecnica della prossima stagione. Si avvicina il nome di Michele Santoni. Vediamo. Con un comunicato pubblicato oggi, la Triestina ha reso noto che alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato il rapporto di lavoro con l'allenatore della prima squadra Roberto Bordin. Già nella conferenza stampa della scorsa settimana era stato fatto intendere che le strade fra tecnico e club si sarebbero divise, con la dichiarazione dei vertici del club che a giorni si sarebbero sciolte le riserve sul nuovo allenatore. Ed è sempre questione di giorni anche l'ufficialità proprio del prossimo tecnico, che con tutta probabilità sarà Michele Santoni, profilo che per l'Unione rappresenterebbe una scelta di prospettiva e di scommessa, quella soprattutto di puntare su un allenatore emergente. Santoni sorpassa un altro nome che circolava in questo periodo, quello di Massimo Donati, ex tecnico del Legnago e quindi già conoscitore del clima della Serie C. L'esperienza di Roberto Bordin sulla panchina dell'Unione si chiude con 14 partite di campionato, 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Includendo i play-off, le partite con la Labarda sono in totale 17, i pareggi diventano 5 e le sconfitte 7. Bordin ha portato la Triestina al quarto posto nel girone A,
rilevandola nel febbraio di quest'anno dalla terza piazza, in un momento però dove la squadra aveva già incanalato un percorso di involuzione sia di gioco che di risultati. Guardando al futuro, non appena sarà definito l'arrivo del nuovo allenatore, la società pianificherà anche il mercato, che verosimilmente vedrà ridimensionata la rosa di circa una metà degli attuali componenti, fra rientro da prestiti, giocatori che non hanno convinto e altri che viceversa hanno già fatto registrare importanti interessamenti da parte di altre società. Una notizia dell'ultima ora: Torbinelli, commissario dell'autorità portuale Adriatico Orientale, nominato dal ministro Salvini dopo le dimissioni di Zeno D'Agostino, quindi per garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale. Il ministro dei trasporti, nelle more della nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni di Zeno D'Agostino, ha nominato commissario straordinario dell'autorità Vittorio Torbianelli, attuale segretario generale dell'ente. Lo fa sapere il Ministero, spiegando che ciò consentirà di portare avanti in continuità i numerosi progetti anche infrastrutturali attualmente in corso. È stato presentato a Palazzo Gobcevic il libro Sotto la neve, scritto da Manuela Repetti, un giallo ambientato in un paese del Canada. L'autrice così ci riassume la trama. Il libro è un romanzo giallo che è ambientato in un luogo sperduto del Canada, nell'estremo nord del Canada, e inizia con la scomparsa di una ragazzina, però pur essendo la struttura del giallo si va oltre il giallo, perché si affrontano anche temi importanti come il rapporto con la natura e con gli animali, importante per l'uomo, anche per trovare un equilibrio anche tra i propri simili. E l'altro tema importante è la difficoltà delle relazioni umane, specie nelle piccole comunità. Appunto è ambientato nell'estremo nord del Canada, si trova circondato dalla tundra canadese da una parte e dal mar glaciale artico. È un luogo dove sono stata ovviamente, perché per raccontare un ambiente così difficile bisogna esserci stati. E nella realtà si chiama Churchill, ma nel libro l'ho chiamato Lastville. È tutto per il nostro telegiornale, ma non andate via, perché fra pochissimo ci sarà il commento, come ogni mercoledì, del nostro direttore Luigi Bacialli. Bentornati in diretta. Allora, buonasera al direttore di Tele4 Luigi Bacialli. Buonasera Laura e tutti i nostri telespettatori. Qui per commentare con noi in collegamento le notizie della giornata, le ultime notizie, quella che forse ha più risalto in queste ore, proprio l'approvazione, no? Il provvedimento di separazione delle carriere dei magistrati, c'è il via libera. Sì, ecco, la famosa riforma Nordio, il ministro ha parlato di una riforma epocale, in sostanza la separazione delle carriere, quindi tra la separazione di magistratura requirente da quella giudicante, in sostanza la separazione tra pubblico ministero che esercita l'accusa e invece il giudice che poi alla fine deve emettere le sentenze. Io credo che sia un provvedimento giusto, invocato da molto tempo, perché c'è una grande contraddizione tra due attività della magistratura che sono, anzi direi quasi, sono conflittuali. È come in qualche modo cercare di mettere sullo stesso livello chi fa un'attività creativa e chi fa il chirurgo, cioè sono professioni molto diverse, sono profili molto diversi, sono esperienze che non devono avere commistioni, cioè chi fa il pubblico ministero e quindi chi accusa qualcuno di reati anche gravi che possono portare a condanne molto pesanti, non dovrebbe poi passare, a mio giudizio, a giudizio di tanti giudici e soprattutto del ministro Nordio, a
dalla sponda opposta, cioè ad emettere sentenze e a giudicare, perché può non essere del tutto obiettivo, può essere condizionato dalla sua attività precedente. Quindi io credo che sia stato giusto intervenire in questo senso, e c'è soddisfazione del centrodestra, opposizione durissima, e anche l'Associazione Nazionale Magistrati che minaccia scioperi. Ecco, quindi questa presa di posizione, insomma, ma era così, era nell'aria chiaramente, no? Ampiamente annunciata questa riforma. La Premier Meloni l'ha definita un provvedimento epocale e coraggioso contro le forze della conservazione. Ha detto anche che è una norma che rende omaggio a Giovanni Falcone e Giuliano Vassalli. Sì, ecco, non basterà ovviamente a migliorare un settore della giustizia. L'amministrazione della giustizia sappiamo che ha tanti problemi, l'ha detto l'ex pubblico ministero poco fa, Antonio Di Pietro, ha detto questo non basterà, però sulla questione, per esempio, e questo riguarda sempre questa riforma del Consiglio della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, si è arrivati a determinare le nomine dei magistrati direttamente dai magistrati con anche sorteggi, in modo che non intervengano in queste scelte le correnti. Ecco. Le correnti sono devastanti in genere in politica, ma che soprattutto non dovrebbero dividere in gruppi i magistrati, che devono essere indipendenti, devono essere imparziali e devono essere svincolati dalla politica. Qui siamo arrivati all'assurdo di magistrati che hanno fatto i politici, sono stati eletti parlamentari e poi sono tornati a fare i magistrati, cosa riprovevole, inaccettabile, quindi su questi punti si sta intervenendo e credo che non basterà, ma è già un bel segnale. Ecco, quindi fuori le correnti dalle nomine appunto del Consiglio Superiore della Magistratura, 12 estratti a sorte, 3 nominati dal Presidente della Repubblica, no? Per quanto riguarda l'Alta Corte. Questo è il sistema, insomma, che è stato pensato per cercare di dare un po' più di equilibrio, evidentemente, no? Come dicevi giustamente tu. Passando ad altri temi, ad altre questioni sicuramente molto calde, c'è ancora quella, anche qui contestata, no? da parte delle opposizioni, del premierato e anche tutta la questione legata poi alle autonomie. Sì, è un'altra riforma su cui sta accelerando molto il governo, e cioè la nomina diretta del Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio che fino ad oggi abbiamo visto è stato indicato dai capi di Stato, insomma non è mai stato... Non viene eletto dal popolo, così come diciamo, vengono eletti normalmente i parlamentari, sempre sia pure con una legge elettorale bislacca che non ci permette di mettere le preferenze, però insomma tutte le cariche pubbliche, tutti gli amministratori pubblici vengono votati da noi, dagli elettori, quindi sindaci, consiglieri regionali, assessori regionali, eccetera. E quindi non si vede perché una figura così importante come il Premier non debba essere scelto dai cittadini. Su questo c'è anche qui lo scontro, come dicevi tu, con le opposizioni che parlano di equilibri alterati, del Presidente della Repubblica che perderebbe potere. È stato ribadito ancora una volta che non vengono toccati i poteri del Presidente della Repubblica minimamente. È chiaro, certo, va detto che un premier eletto dal popolo ha una forza rispetto a quella attuale del Presidente del Consiglio di gran lunga superiore, perché c'è proprio è affrancato il Presidente del Consiglio dal voto di una nazione, dal voto dei cittadini. Quindi certamente da questo punto di vista il Presidente del Consiglio assume una dimensione più forte, però senza che i poteri, tecnicamente proprio i poteri del Presidente della Repubblica e del Capo dello Stato vengano intaccati.
Ecco, proprio a proposito del dibattito molto, molto acceso sul premierato, volevo anche leggere così un'ANSA, dare conto, l'abbiamo fatto molto rapidamente nel corso del telegiornale, perché questa rissa sfiorata all'Aula del Senato su questo tema, no, così caldo, ha coinvolto anche un triestino, il senatore Roberto Menia di Fratelli d'Italia, e il senatore invece dei 5 Stelle Marco Croatti, che insomma sono andati quasi alle mani. Insomma, una rissa sfiorata, dice l'ANSA, con l'intervento dei colleghi dei 2 parlamentari e dei commessi per dividerli addirittura. La vicepresidente Anna Rossomando ha sospeso la seduta per consentire il ritorno all'ordine. L'Aula del Senato ha quindi ripreso l'esame del DDL sul premierato poco dopo le 14, per concludersi poi in serata, secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo. Quindi addirittura insomma si è sfiorata la rissa nell'Aula del Senato su questo tema, per anche testimoniare quanto sia davvero caldo e controverso, no, il tema, e anche quale sia il tono dell'opposizione a questo provvedimento. Sì, non è la prima volta che, diciamo, le aule del Parlamento vengono trasformate in una specie di ring, è successo altre volte. È molto, devo dire, molto triste vedere dei parlamentari che vengono alle mani, in questo caso appunto uno di Fratelli d'Italia e l'altro del Movimento 5 Stelle, ed è un decadimento però generale, devo dire, no? Quando abbiamo visto ieri, onestamente, un Presidente del Consiglio che arriva a Caivano dal governatore della Campania e salutandolo e dice: buongiorno Presidente, sono quella stronza della Meloni. Lo so, non si era mai visto. Diciamo che c'è, forse è l'effetto social, è un nuovo modo di rapportarsi tra rappresentanti delle istituzioni, ma è francamente molto, molto insolito e abbastanza sconfortante, perché sono figure che rappresentano un paese. Che cosa penseranno persone che abitano in altre nazioni più civili della nostra rispetto a comportamenti di questo genere? Questo è uno dei comportamenti, poi ce ne sono, potremmo citarne molti altri, ma insomma certo c'è un imbarbarimento della politica, e soprattutto in vista delle elezioni la tensione ormai si taglia con il coltello. È vero, questo episodio che hai ricordato, insomma, questa lite a distanza con De Luca, anche questo insomma un episodio così, non edificante, diciamo così. Tornando ai temi invece del quadro internazionale, continuano i due conflitti in atto, quelli insomma principali di cui ci parlano, continuano a parlarci tutti i giorni i giornali, a cominciare dalla guerra in Ucraina, quella più vicina a noi. Biden sta valutando anche la revoca dei limiti all'uso delle armi statunitensi in Russia, c'è stato anche l'ok da Polonia e Finlandia, insomma a che punto siamo da questo punto di vista? Laura, siamo messi molto male e devo dire che aumentano i timori e le preoccupazioni che possa accadere di irreparabile. Ovviamente si fanno sempre i debiti scongiuri, però c'è chi sta facendo di tutto per farci arrivare ad una terza guerra mondiale, sarebbe una guerra nucleare, quindi una catastrofe per tutti. Stoltenberg, il segretario della NATO, è partito dicendo che l'Ucraina deve attaccare, può e deve attaccare la Russia sul territorio di Mosca con le armi fornite dall'Occidente. Si è accodato Macron, che ha fatto lo stesso discorso, e insieme a lui c'era il cancelliere tedesco Scholz. Questi veramente mi sembra degli incoscienti, perché qui le guerre sono scoppiate, in genere scoppiano con una scintilla, basta poco per far esplodere un conflitto internazionale. Qui veramente si sta scherzando col fuoco, perché ci vuole niente perché la Russia si è attaccata sul territorio, prenda la palla al balzo per lanciare qualche missile non solo verso Kiev ma più a ovest, diciamo, no? Quindi siamo veramente in una situazione che definirei
drammatica. È incandescente, anche sicuramente, qua la seguiamo naturalmente con particolare apprensione anche per la presenza, lo sai, della base USAF di Aviano, proprio sul nostro territorio regionale, quindi insomma la tensione è sicuramente alta. Per quanto riguarda invece la guerra in Medio Oriente, le ultime sono queste dichiarazioni sugli altri 7 mesi di combattimenti a Gaza, c'è questo limite di tempo, no? È stato detto oggi. Sì, anche lì devo dire siamo nelle mani di uomini della politica, in questo caso del primo ministro israeliano Netanyahu, che davvero mi chiedo se ogni tanto non facciano qualche riflessione, non pensino di passare dall'aggressione ad un minimo di riflessione su quanto sta accadendo. A Rafah, seconda strage con i carri armati israeliani nel centro appunto di Rafah, con Gaza che ha già può lamentare la perdita di più di 30.000 persone. È chiaro che Israele fa bene a dare la caccia ad Hamas, ma di qui a sterminare una popolazione, a lanciare missili poi che per sbaglio finiscono sui campi profughi e provocano delle carneficine, ne corre, insomma, per cui davvero, e non si vede, non ci sono margini evidentemente di manovra, perché poi la diplomazia che una volta, le feluche, no? Una volta mediavano, intervenivano, cercavano di calmare gli animi, qui ogni dichiarazione fa esplodere cioè è una miccia che porta poi ad altre esplosioni, ad altra tensione, ad altra violenza. Io credo che sia giusto e comprensibile essere molto molto preoccupati. Fa bene il ministro Tajani oggi a dire che l'Italia non ha nessuna intenzione di accodarsi a questa linea di Macron e di Stoltenberg, però diventa sempre più difficile restare a guardare in una situazione in cui le cose stanno precipitando. Anche perché, come dicevi tu, è vero, la diplomazia, i negoziati fanno sempre più fatica, no? a decollare in qualche modo proprio, non c'è proprio una volontà probabilmente da entrambe le parti, non siamo ancora a quel punto. Sì, poi anche perché poi il paradosso è che nessuno vuole la guerra. Cioè, se tu parli con la gente non ce n'è uno che dica sì, fa bene Netanyahu a continuare ad attaccare, o fanno bene Stoltenberg e Macron. No, tutti vogliono la pace, insomma, no? Siamo paesi per fortuna che hanno, per fortuna nostra, noi non abbiamo, io ho la fortuna di essere tra quelli che non hanno mai visto una guerra, almeno qui nel mio paese. Mio padre e mia madre, come coloro che erano, diciamo, che sono i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni hanno visto la seconda guerra mondiale, hanno visto la prima guerra mondiale, finora è andato tutto bene, sarebbe giusto cercare di fare di tutto per evitare un massacro, perché se scoppia una guerra mondiale sappiamo bene a che cosa andremo incontro. Cosa andremo incontro, e dovremo far tesoro, insomma, dell'esperienza, come dici tu, no? dei nostri padri, dei nostri genitori, dei nostri nonni, hai ragione. Allora, siamo giunti al termine della puntata di oggi, io ti ringrazio direttore e torniamo a sentirci la prossima settimana, sempre sugli argomenti. Grazie Laura, poi troveremo occasione per parlare di cose anche più divertenti, no? Perché poi vorrei che poi alleggerire un po' l'atmosfera, trasmettessimo questo pessimismo, ma insomma d'altra parte d'altronde è inevitabile. Quella è la preoccupazione di tante persone che poi ci guardano ogni giorno da casa. Grazie al direttore Baccialli e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata.